Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Su Entu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Prima pagina di rigore al Consiglio regionale sul tema cruciale del varo della finanziaria dopo l'avvio del terzo mese di esercizio provvisorio con spesa ridotta fino al via libera in dodicesimi che fanno riferimento al documento contabile dell'anno precedente. Ormai alle spalle l'ostacolo della legge sanitaria, passata nel cuore della notte a marce forzate, tra mille intoppi e altrettante polemiche la scorsa settimana, con 33 voti favorevoli e 16 contrari. Non è una riformina, ma una riforma vera che consentirà alla sanità di ripartire. Parole e musica di Armando Bartolazzi, che ha firmato la svolta del sistema salute regionale. Da ora in poi si potrà procedere allo spoil system che cancellerà decine di posizioni di vertice scelte dal precedente esecutivo regionale. La riforma non piace ai consiglieri della minoranza, al vertice degli ordini dei medici regionale è stata bocciata da 2 sindacati su 3. In casa CISL si sono espressi forti dubbi sulla capacità della riforma di saper recuperare sul nodo cruciale di inaccettabili liste d'attesa, su organici carenti, sull'organizzazione ospedaliera e sui servizi territoriali. Alla UIL sottolineano che la riforma non è in grado di affrontare in modo concreto le criticità della sanità isolana, senza offrire risposte adeguate a chi ogni giorno subisce le conseguenze di un sistema inefficiente. Le audizioni in commissione si sono rivelate una farsa. Ancora non abbiamo riscontri delle reazioni della CGIL, che ha scelto di concedere fiducia all'esecutivo Todde. In una lunga intervista concessa alla Nuova Sardegna, l'assessore Bartolazzi ha annunciato la prossima realizzazione di un ospedale esclusivamente pediatrico, della necessità di strutture specialistiche, come dire, è finito il tempo di nosocomi regionali dove si fa di tutto e male. Nel dettaglio sarà rinforzato il ruolo dell'azienda regionale della salute. Diminuirà il potere delle aziende sanitarie locali dell'isola. Spazio all'impegno del docente universitario Luigi Minerva, che avrà il compito di risolvere il nodo delle liste d'attesa. Gli sono stati garantiti poteri assoluti ed un importante budget di spesa. Ma andiamo per ordine. Nel suo portafoglio operativo disponibili circa 15 milioni di euro per ridurre le liste.
3/5 di queste risorse saranno destinate alle strutture pubbliche ed il resto suddiviso in quelle private accreditate. In futuro tempi brevi per coloscopie, risonanze magnetiche, mammografie, TAC, oculistica, cardiologia, gastroenterologia, ortopedia e urologia. Secondo il professor Minerva, da noi contattato, le lunghe liste d'attesa annullano la prevenzione e troppo spesso i malati arrivano negli ospedali con patologie in fase avanzata. Accorciare i tempi per le visite e gli esami diventa strategico. Oggi il filtro territoriale non funziona e sui principali hub sanitari della Sardegna si riversano i pazienti di tutta la regione. La capacità di accoglienza non riesce a far fronte alla domanda di cure. C'è davvero tanto da lavorare per superare l'emergenza. Se un paziente chiama e l'operatore del centro di prenotazione non individua sul momento una data utile, dovrà da ora in poi prenderlo in carico finché non trova un appuntamento. Il CUP va riqualificato valorizzando il patrimonio di professionalità degli operatori che lavorano quotidianamente. Il responsabile unico dell'assistenza sanitaria regionale non crede che il solo aumento dell'offerta di prestazioni possa risolvere i tempi di attesa perché la domanda saturerebbe subito le nuove caselle disponibili. Da qui la necessità di lavorare sull'appropriatezza delle prescrizioni, un compito che chiama in causa i medici di base, ma non solo, perché anche il paziente avrà il suo compito collaborando con il medico, che poi avrà un ruolo chiave nel richiedere esclusivamente gli esami e le analisi necessarie. Importantissimo, conclude il docente universitario di metodologie statistiche dell'Università di Cagliari, il compito degli specialisti che dovranno supportarli ed avviare i percorsi diagnostici e terapeutici. Un altro grande problema che Armando Bartolazzi e la sua riforma devono provare a risolvere è quello della scomparsa dei sanitari di base. Secondo l'assessore, la Sardegna può oggi vantare di essere l'unica regione che ha cercato di rendere attrattivo il ruolo del medico di famiglia, raddoppiando le borse di studio, equiparandole a quelle di altre specializzazioni. Sono stati richiamati i sanitari in pensione e con la riforma si cercherà di eliminare buona parte della burocrazia che sono chiamati ad affrontare i medici di base. Questo è quanto. Da oggi testa solo alla finanziaria. Obiettivo: vararla entro e non oltre il 31 marzo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Sbarcato nell'isola per dare il via alla mobilitazione dei cittadini sardi affinché non manchino tra aprile e giugno all'appuntamento con il referendum. Si vota su 5 quesiti, 4 dei quali riguardano il lavoro. Nell'ordine, l'abrogazione della normativa sbagliata prevista dal Job Act, mai più licenziamenti illegittimi delle piccole imprese, riduzione dell'occupazione precaria e più sicurezza sul lavoro. Il quinto quesito referendario riguarda il riconoscimento del diritto della cittadinanza dei migranti. Nel giro di qualche mese si va a votare. A quel punto credo che sia necessario che scatti anche una discussione, un'informazione che permetta a tutti i cittadini di cogliere attraverso questo strumento come possono essere più liberi, meno precari, anche perché quei referendum, dal nostro punto di vista, sono referendum che rilanciano un'idea di libertà fondata sui diritti delle persone. Una persona non è libera se è precaria, una persona non è libera se corre il rischio di morire sul lavoro, una persona non è libera se non ha uno stipendio che gli permette di vivere, una persona non è libera se non ha il diritto di studiare, il diritto di curarsi. Quindi io credo se non ha la cittadinanza, perché questo è l'altro grande tema che abbiamo. Bene, quindi c'è una domanda di libertà, di partecipazione, di libertà solidale che con quei referendum vengono messe in campo. E noi invitiamo tutte le persone a non stare a guardare, perché attraverso quello strumento sono loro che possono decidere di cambiare, di migliorare la situazione nel nostro Paese. Landini, come valuta il piano di riarmo da 800 milioni dell'Unione Europea? Totalmente sbagliato. Ho avuto occasione ieri, che ero a Bruxelles, di dirlo direttamente alla Commissione, sia alla vicepresidente che ha partecipato ai lavori del sindacato europeo, sia quando ho partecipato nella delegazione della CES alla firma del patto sul dialogo sociale, dove c'era direttamente la commissaria von der Leyen, e ho detto in modo molto chiaro che noi non siamo d'accordo. Non è il momento di spendere soldi in ulteriori armi, è il momento di spendere soldi per creare lavoro, per gestire i processi di cambiamento tecnologico e digitale, è il momento di spendere soldi perché l'Europa torni ad essere quel luogo per cui è nata, e cioè un luogo di pace, di sviluppo, di lavoro e di diritti. E poi la follia è che un aumento delle armi, della spesa per armi in quella direzione, va semplicemente a finanziare gli Stati Uniti.
perché tutti quei soldi lì per comprare quelle armi, il 70-80% di quei soldi vuol dire andare a comprare armi negli Stati Uniti. Secondo, non c'è alcun ragionamento sulla costruzione di un esercito europeo, si sta semplicemente dicendo che ogni nazione si deve armare e quando ci si arma poi le armi si usano, e io penso che sia assolutamente quello di cui non abbiamo bisogno. In più, quegli 800 miliardi vengono sottratti alle spese sociali, perché 650 di quei miliardi vengono dai fondi che devono essere spesi da un'altra parte o dai fondi di coesione. Voi mi chiedevate prima cosa succede qui a Portovesme o come si rilancia le attività. Noi stiamo dicendo che c'è bisogno di 800 milioni all'anno per i prossimi 10 anni da investire per creare lavoro, per creare sviluppo, per qualificare l'industria, per potenziare le attività che diano un modello sociale e di rispetto anche dell'ambiente diverso. Quindi noi siamo totalmente contrari a questa scelta, l'abbiamo dichiarata in modo molto chiaro e pensiamo che questa debba diventare una battaglia di tutto il movimento sindacale, non solo italiano ma in tutta Europa, e soprattutto l'Europa deve recuperare quello che in questi anni ha fatto poco, e cioè un ruolo per ricostruire la pace, per bloccare le guerre che stanno diventando una forma normale di regolazione tra gli Stati e le nazioni, e recuperare questa dimensione vuol dire anche ricostruire un rapporto democratico di partecipazione con le persone. Noi non siamo d'accordo e credo, e lo chiederemo anche al governo e a tutte le forze politiche, che in un momento anche di crisi della democrazia come il nostro Paese sta vivendo, sia necessario che ci sia un appello da parte di tutti ad andare a votare. Poi naturalmente ogni partito, ogni persona userà la sua testa e deciderà come, ma credo che sia un atto molto importante quello di rafforzare il ruolo della democrazia e della partecipazione, anche perché il referendum, a diversità di altre elezioni politiche e amministrative, ha una caratteristica: chi va a votare non delega qualcun altro a decidere per lui cosa fare. Il referendum permette ad ogni singola persona, ad ogni singolo cittadino e cittadina di decidere lui direttamente con il suo voto, con il sì o con il no. E in questo caso noi stiamo chiedendo di votare sì, perché questo vuol dire cancellare leggi sbagliate e vuol dire dare tutele e diritti sul lavoro, di cittadinanza, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro direttamente come risultato il giorno dopo del referendum. E questo credo che sia un fatto particolarmente importante. Abbiamo chiesto 3 cose molto precise: che il voto avvenga in modo congiunto con le amministrative, che venga fatto un provvedimento che permetta a tutte le persone che sono fuori sede, lavoratori, studenti, di poter votare. E c'è un tema che riguarda anche gli italiani all'estero, stiamo parlando di 4.700.000 persone che hanno diritto di votare. Il referendum sei tu persona che decidi, non è che deleghi qualcuno a rappresentarti e poi devi vedere se il Parlamento lo farà. Il referendum permette a te persona, se dici sì, vuol dire che il giorno dopo 2,5 milioni di persone che oggi la cittadinanza non ce l'hanno, ma che lavorano qui, che sono residenti qui, che pagano le tasse qui, ce l'avranno. Avrai 4 milioni di persone che la tutela dell'articolo 18 gli è stata cancellata perché dal 2015 a venire avanti non ce l'hanno più i giovani e i nuovi assunti, che di nuovo avranno la tutela contro un licenziamento ingiusto. Avrai 4 milioni di persone, tutti quelli che lavorano in imprese con meno di 15 dipendenti, avranno delle tutele in più che oggi non hanno. La botta contro i contratti a termine, che oggi sono liberalizzati ed è diventata la forma, se passa quel referendum non possono più essere utilizzati in modo così diffuso e precario come avviene adesso. Parliamo di salute e sicurezza? I morti sul lavoro, dove sono avvenuti? Nelle imprese in subappalto, in molti casi sono precari. Con quella legge succede una cosa molto precisa, che l'impresa madre, si chiami Ferrovie dello Stato, Enel o come vi pare, è lei che è responsabile di quello che succede lungo tutta la catena. Quindi questi referendum, e per questo dico che non è un voto politico, non stai votando per questo, quel partito, per questo, per il governo, stai votando per te, cittadino, per avere più diritti e più tutele. Per questo io credo che sia importante andare a votare, perché non voti per qualcun altro, voti per te, e l'esito di quel voto è migliorare le condizioni di vita e di lavoro di quelli che per vivere hanno bisogno di lavorare.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Panorama Sardo non è voluto mancare alla celebrazione dei primi 20 anni di attività di Domus de Luna. È stata l'occasione per celebrare l'impegno concreto a favore di molti bambini sardi e delle loro famiglie che hanno avuto bisogno di sostegno e cura. Hanno partecipato all'evento istituzioni, operatori, volontari, sostenitori, beneficiari e amici. Insomma, tutti coloro che in 4 lustri hanno accompagnato la crescita della cooperativa in questi anni. All'iniziativa sono arrivati anche gli auguri del Quirinale, tramite il segretario generale del Presidente della Repubblica, che ha voluto esprimere apprezzamento per il prezioso lavoro che Domus de Luna ha svolto a favore dei più fragili e vulnerabili. Un continuo impegno nel promuovere la dignità e il futuro di individui e famiglie testimonia i valori più profondi della Costituzione.
Un'opera basata su solidarietà, accoglienza e inclusione che rappresenta, ha sottolineato Sergio Mattarella, un fulgido esempio di impegno civile e sociale. Fondata nel 2025 da Petra Paolini e Ugo Bressanello, Domus de Luna ha realizzato un innovativo modello di accoglienza, sostegno e sviluppo che integra comunità familiari per minori in difficoltà, con strumenti di assistenza sociale e percorsi di inclusione lavorativa per giovani e adulti. Una mission orientata a trasformare la fragilità in risorsa, a dare spazio al riscatto ed energie alla speranza. Non solo i luoghi che sono ormai sede operativa di Domus de Luna, ma anche carceri e ospedali, oltre che strade e scuole, sempre cercando di dare una risposta nuova a diritti non rispettati, a bisogni non riconosciuti. Nel contesto creato dalla chiusura degli orfanatrofi, la cooperativa è nata ed è cresciuta con l'obiettivo di prendersi cura dei bambini e delle mamme in situazione di grave difficoltà e vittime di maltrattamenti. Da allora le comunità di Casa delle Stelle accolgono minori allontanati dalla famiglia d'origine e mamme con bambini bisognosi di aiuto. In questi 20 anni hanno vissuto nelle comunità di Domus de Luna oltre 300 minori, mentre più di 500 tra piccoli e meno piccoli sono stati presi in cura con le loro famiglie dai professionisti di San Domo Vittica. Un'avventura che dà sempre tante emozioni, tante soddisfazioni, oggi è una grande festa. Sì, i primi, non gli ultimi, perché non ci vogliamo fermare, però sì, una grande festa, avremo 500 amici e operatori di Domus che arriveranno con 5 pullman e quindi sarà una grande ondata blu che riempie questo luogo che ci ospita, che è la comunità dei Padri Somaschi, e festeggeremo insieme questi 20 anni. Un'avventura che è partita nel 2005 e ha avuto tanti progetti come la locanda dei buoni e cattivi, l'oasi del WWF, ma soprattutto la solidarietà è stata fondamentale in questi anni. Sì, i progetti sono tantissimi, siamo partiti con la comunità di Casa delle Stelle nel 2006, ma mai avremmo potuto costruire tutto quello che è stato se non avessimo avuto il sostegno di fondazioni private che hanno creduto nei nostri progetti e in quello che facciamo e che continuano comunque a seguirci ed aiutarci. La solidarietà non ha mai bandiere, non ha mai schieramenti, perché è per il benessere della comunità. Voi sposate a 360 gradi, quindi si parte dai bambini alle famiglie e ai giovani che hanno bisogno soprattutto di lavorare nel tessuto sociale, in questo caso della Sardegna. Siamo partiti con la cura e l'accoglimento di bambini piccoli che per motivi anche seri sono allontanati, per poi aprire quelle comunità per le mamme con i bambini, e poi piano piano si è creata la cooperativa dei buoni e cattivi e quindi abbiamo ampliato il nostro raggio d'azione con l'inserimento sociolavorativo di persone con fragilità che hanno vissuto situazioni di vita molto complicate e difficili e che attraverso il lavoro cercano un riscatto e di ricostruire la propria dignità. Anche l'anno scorso un riconoscimento dal Presidente della Repubblica al fondatore, insieme a lei, Ugo Bressanello. È remunerativo avere anche dei riconoscimenti, quindi vuol dire che il lavoro che si sta facendo è quello giusto. Sì, questo riconoscimento di ufficiale della Repubblica ci ha aiutato anche a far conoscere Domus de Luna anche al di fuori della Sardegna e soprattutto è stato un riconoscimento di un grande onore per Ugo, per mio marito, per me anche, perché abbiamo comunque sempre il sostegno del nostro Presidente che ci ha fatto gli auguri per questi 20 anni. Questa oasi a pochi chilometri da Cagliari per ospitare un compleanno, la solidarietà che viene data ma anche ricevuta. Oggi sarà una giornata di festa a 360 gradi. È sempre molto bello poter fare delle cose insieme a Ugo. Siamo conosciuti 18 anni fa e abbiamo subito iniziato a collaborare, a creare una rete di aiuto e di sostegno reciproco, e quindi quando Ugo ci ha chiesto se potevamo ospitare il loro compleanno ci è sembrato molto bello aprire le porte e tutto il nostro spazio e il nostro personale per poter festeggiare insieme.
Una giornata all'insegna della condivisione, si mangerà, ci si guarderà un po' negli occhi tra chi dà e chi riceve. Sì, ma soprattutto si farà esperienza di essere un'unica comunità, un'unica famiglia, dove non c'è solo chi dà e chi riceve, ma questo dare e ricevere è reciproco tra tutti noi, sia quelli che un po' più adulti che quelli più giovani, che a loro volta danno anche sempre tanto a noi. Tanti abbracci, tanti sorrisi, come hai visto qui si sta iniziando ad animare, tra un'ora ci sarà il pienone e andremo avanti fino a sera per restituire un po' di tutte le cose belle che ci sono arrivate in questi anni. Ci saranno con noi coloro che hanno donato, che hanno sostenuto Tommaso Luna, i nostri ragazzi, le cooperative amiche, insomma sarà una bella festa. Possiamo dire che in questi 20 anni si è partiti nel 2005, i percorsi sono stati tanti, da quelli della solidarietà a quelli anche del lavoro, quindi anche un indotto economico importante, non solo l'assistenza da parte di chi contribuisce alla solidarietà, ma anche creare delle imprese sociali, possiamo dire? Che siano sostenibili e che siano in piedi da soli. Sì, nasce tutto con le comunità, perché in realtà nel 2005 c'era questa legge che prevedeva di lì a un anno la chiusura degli istituti degli orfanatrofi. Casa delle Stelle nasce per quello, no? Come esperimento di accoglienza e di cura dei ragazzi che uscivano dagli orfanatrofi, però diventa subito anche altro, e quindi il dopo, le imprese sociali che ci permettono di avere una sostenibilità anche senza la raccolta dei fondi privati, che però in tante altre attività, soprattutto quelle di carattere solidale, penso a Ti Abbraccio, all'Exme e ad altre del genere, il non negozio di Quarto Sant'Elena e via dicendo, sono necessarie, perché poi in alcuni settori, in alcuni comparti, con alcuni servizi si riesce a creare un modello che sia sostenibile con l'impresa sociale, però quando si tratta di dare da mangiare alle persone, di dargli i vestiti, di venirli incontro in tutti i modi possibili, allora lì è veramente fondamentale la solidarietà, il volontariato, le donazioni e tutto quello che il privato sociale può fare. Domus de Luna è un arcipelago nell'isola della Sardegna, dove oggi non è solo un compleanno ma anche un modo di remunerare sia chi riceve la solidarietà ma sì anche chi dona. Oggi sì, è proprio un momento per restituire anni che sono stati anche molto duri, anche molto difficili, ma che ci hanno riempito di gioia, e alla fine siamo qua felici di poterli festeggiare insieme a tutti quanti gli altri. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo molino, nuove farine. Setrand, settore ecologia.
Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Love of my soul. Panorama Sardo non è voluto mancare alla prima edizione del premio CIP Ussi, appuntamento a Roma nella sede del Circolo del Tennis del Foro Italico per la cerimonia di consegna dei premi del Comitato Paraolimpico e dell'Unione Stampa Sportiva Italiana. Nell'occasione sono stati consegnati i riconoscimenti a giornalisti, fotografi e comunicatori che si sono contraddistinti nel racconto degli eventi sportivi paraolimpici e nella diffusione delle storie e dei valori del movimento italiano paraolimpico, con particolare attenzione ai Giochi Olimpici di Parigi. È stata l'occasione per portare all'attenzione dell'opinione pubblica non solo le storie sportive personali dei grandi campioni, ma anche l'importanza dello sport nella società, quale prezioso strumento di benessere e inclusione, capace di contribuire alla crescita culturale, sociale e civile. Un racconto dello sport che vede i giornalisti testimoni e narratori di storie, luoghi, tradizioni e soprattutto emozioni. È stata un'occasione per focalizzare l'attenzione sul fenomeno del paraolimpismo e sulle storie di giganti dello sport nazionale che invitano ciascuno di noi a superare i propri limiti. Presidente, il mondo paralimpico, al di là di questo importante matrimonio con l'USI, con i cronisti sportivi, festeggia e guarda sempre più avanti. Quanto è soddisfatto del cammino che avete fatto, se poniamo l'asticella a Parigi 2024? Ma non potrei essere più soddisfatto, perché io credo e sono convinto che sia sotto gli occhi di tutti del grandissimo cammino che ha fatto la famiglia paralimpica italiana negli ultimi 20 anni. Parigi è soltanto una tappa, perché naturalmente noi guardiamo al futuro, ma nello stesso tempo non dimentichiamo di guardare tanto e solo al top level, ma anche a quella straordinaria opera di promozione, di avviamento, di diffusione della cultura paralimpica e delle attività sportive tra tutti i ragazzi e ragazze disabili di questo Paese. Lei parla di step e quindi viene inevitabile chiederle quale sarà il prossimo. Ma il prossimo inevitabilmente è in casa, Milano Cortina, Olimpiade e Paralimpiade invernale, che per noi non è soltanto l'occasione di ospitare nel nostro Paese due dei più grandi eventi sportivi del 2026, ma è anche l'occasione in qualche modo di seminare ancora di più il terreno rispetto a quella profonda rivoluzione sportiva e culturale che da anni stiamo portando avanti. Anche la Sardegna partecipa, insomma, dà un suo contributo alle discipline paralimpiche. Se le dico appunto Sardegna, chi le viene in mente? Ma tantissimi, a partire da Sandrino Porru, Carmelo Addaris, arrivando ai più recenti, penso a Luca D'Arca nel tennis, penso al triathlon, insomma penso a tante discipline. La vostra è stata una regione particolarmente generosa in termini di azzurri che poi ci hanno onorato sui campi di gara. Cosa rimane? Cosa ti sei portata dietro dalle Olimpiadi di Parigi? Ma Parigi per me è stata veramente un'ondata di emozione travolgente, perché poi la mia prima è stata a Rio, Tokyo senza il pubblico e Parigi con tantissimo pubblico vicino a casa. Sono venuti più di 150 persone da Parma, dall'Italia, amici che volevano essere lì a condividere un momento insieme, per cui la medaglia loro è stato qualcosa veramente di unico, di bellissimo, però la condivisione di questo momento, di questa medaglia, è quello che l'ha resa così speciale. E non la dimenticherai mai? Direi proprio di no. Senti, che energie, che genere di spirito, che tipo di scommessa si vive ogni giorno nel mondo paralimpico dello sport di altissimo livello, quello il tuo, ma anche nello sport normale?
cosa occorre? Qual è la miscela che fa detonare e portarvi ogni giorno a aggiungere 1 millimetro alle fatiche che devono poi condurre a questi risultati? Ma sicuramente io credo che alla base dello sport ci sia il divertimento, perché quando si è bambini bisogna divertirsi e poi giorno dopo giorno si arriva per piccoli obiettivi verso grandi risultati che poi sono sempre proporzionati ai nostri obiettivi. Non è detto che il risultato sia solo la Paralimpiade o l'Olimpiade, ma ogni giorno c'è un piccolo risultato e poi sono queste emozioni, quello che tu vivi durante gli eventi, durante le partite, durante le gare, a portarti a migliorare sempre di più, perché vuoi rivivere quelle emozioni e le emozioni sono quello che poi uno si porta dentro, al di là del vincere e perdere, ma è quello che tu provi in quel momento, che è quello che ti ricordi di più e ti ricorderai sempre nel tempo, per cui è questo che vuoi rivivere e ogni giorno lavori per vivere queste emozioni. Un'ultima cosa, a me stessa non vale, a chi hai dedicato i tuoi successi? Allora, non li ho dedicati a nessuno in particolare, ma li voglio condividere con tutti, perché tutti hanno fatto parte di quel percorso, di questo percorso per arrivare a questa medaglia, perché è vero, io in acqua sono da sola, ma dietro c'è una grande squadra, la famiglia, gli allenatori, gli amici e ognuno ha fatto il suo pezzettino. I podi, questa grande Paralimpiade con un'adesione clamorosa, cosa rimane a un atleta come sei tu? Ma questa era la mia quarta Paralimpiade e oltre alle 2 bellissime medaglie mi porto a casa una veramente sensazione di compiutezza e di raggiungimento dell'obiettivo, degli obiettivi e poi tanto affetto, calore da parte di tutte le persone che mi hanno accompagnata per questo risultato e anche proprio in presenza sugli spalti e mi porto a casa tutte le belle emozioni e ricordi con i miei compagni di squadra, con la mia squadra e in generale quello che è una Paralimpiade, un evento unico e irripetibile. Hai un messaggio, hai un qualcosa che come testimonianza vuoi lanciare al mondo sportivo paralimpico e non solo? Ma in generale lo sport non deve essere sottovalutato perché lo sport è uno strumento per conoscersi, per crescere, è uno strumento per uscire dal proprio guscio, dalla propria comfort zone e poi quando arrivi ad alti livelli è un superamento continuo dei limiti. Il messaggio che io posso lanciare è quello di fare il primo passo e che magari sarà la parte più difficile perché iniziare non è mai facile e poi continuare, trovate il vostro sport, quello che vi piace e fatelo perché vi darà solo benefici. Insomma un bottino che mette spavento, Simone. Qual è il prossimo obiettivo? Il prossimo obiettivo sportivo saranno i mondiali a Singapore a fine di quest'anno e dal 22 mi sembra di settembre e quindi l'obiettivo della stagione è questo, poi cercare sempre di migliorarsi dal punto di vista atletico, ci sono un po' di cose al di fuori della vasca che ci stanno tenendo impegnati e che mi stanno divertendo molto. Ecco, che testa occorre, che determinazione serve giorno dopo giorno per andare un pochino più avanti? Beh, tanta determinazione, tanta passione per quello che si fa soprattutto perché comunque richiede dei sacrifici, richiede molto del tuo impegno, se non tutto il tuo impegno del quotidiano, tante ore, quindi sì, ci vuole tanta dedizione. Cosa ti auguri per l'immediato futuro? Per l'immediato futuro di essere contento e sereno e poi magari i risultati quello si vedranno, sono una conseguenza. Presidente, Luca Pancalli dice portate l'umanità che abbiamo dentro nelle vostre cronache, ma fatelo senza retorica, senza infingimenti. Il messaggio è bello chiaro per la professione. Noi dobbiamo ringraziare il mondo paralimpico. Il paralimpismo sportivo ha dato il giusto valore al giornalismo sportivo, animato da persone che sanno valutare sì risultati, sì prestazioni, sì vittorie e sconfitte, ma soprattutto un mondo che circonda, che non è fatto di pietismo o di sensazionalismo, ma è fatto soltanto di un racconto di pezzi di vita, vite ritenute normali che sono diventate speciali, vite vissute con gioia, ci si approccia al mondo paralimpico ricevendone una ventata di positività. Il giornalista sportivo conosce questi campioni oggi conclamati da quando erano ragazzetti di
piccole o grandi speranze, e li ha accompagnati e sostenuti nella sua carriera con i suoi rappresentanti sul territorio, che è la forza nostra dell'Unione Stampa Sportiva Italiana. In questo senso diciamo noi grazie al mondo del paralimpismo, che ha confermato ancora una volta la qualità, la statura e la crescita del giornalismo sportivo. Ecco, un giornalismo che si è accomunato, che ha colto al volo la proposta e l'ha sposata fatta dal CIP, dal Comitato Paralimpico, perché questa prima edizione del premio, tra l'altro affollatissima, con celebrità del mondo appena, come dire, rientrato da Parigi, dalle Olimpiadi, con tanti ori, tanti record, in che modo si deve guardare avanti a una seconda edizione che non sia soltanto una premiazione? Allora noi vogliamo dimostrare che i premi non sono mai troppi, mai superflui, più che mai tutti importanti. Abbiamo dato riconoscimenti a chi per primo, i colleghi, diciamo i padri nobili del racconto del giornalismo dedicato al paralimpismo, ma anche abbiamo visto una cosa che oggi è quasi impensabile e che deve essere una lezione per i campioni di adesso, non solo del calcio ma di ogni sport. Gli atleti erano festanti, felici di premiare i giornalisti, gli atleti più famosi del paralimpismo, almeno una grande rappresentanza molto nota. Questo ci deve far capire che sono due mondi che non sono mai in contrasto, ma devono viaggiare uniti per una nazione migliore, non solo per lo sport migliore. Qui c'era un Trisdassi e concludiamo, Barlan, Cairoli, Ghiretti, qual è l'emozione che li ricordano questi atleti? Ma guarda, onestamente la Cairoli le vittorie, ma ha degli occhi che raccontano una vita. La Giulia Ghiretti, che ho conosciuto anche a Firenze al premio Menarini, una ragazza che racconta la sua vita unica, non spezzata e poi ripartita. Barlan un mostro di simpatia, poi dipinge, fa podcast, ragazzi pieni di vita, ecco, mi viene da... di energia. Pieni di vita e di energie che sono per noi una lezione. Il tempo passa, corre come un cane che ha visto il suo padrone che non trovava più. Il tempo passa in ogni direzione, non c'è atomo nel cosmo che si fermi mai. E noi pedini di questa scacchiera cerchiamo quella mossa che non dispera. È sbarcato anche in Sardegna, alla Manifattura Tabacchi di Cagliari, Dicolab, il progetto promosso dal Ministero della Cultura Digital Library nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Cultura 4.0, realizzato dalla Fondazione Scuola Nazionale del Patrimonio e delle Attività Culturali e finanziata dall'Unione Europea, Next Generation EU. Una giornata di studio e lavoro per presentare un progetto aperto e in continua evoluzione che si struttura in aree di intervento, percorsi e corsi per uno sviluppo verticale della formazione, che dalle conoscenze di base arrivi alle competenze tecnico-professionali più approfondite, un'offerta a catalogo in continuo aggiornamento. Alla prima tranche di corsi fruibili a partire dall'autunno 2023 si sono aggiunte sempre nuove proposte dedicate agli ambiti tematici di maggiore attualità e destinati ad offrire maggiori approfondimenti specialistici. All'Open Badge Dicolab corrisponde la certificazione di conoscenze, abilità e competenze acquisite nei corsi. Può essere utilizzato nei curriculum digitali e inserito sul profilo LinkedIn per comunicare in modo sintetico e credibile che cosa è stato appreso, in che modo e con quali risultati. Sì, Lab Sardegna è un progetto che rientra nel programma di Dicolab della cultura digitale, programma nazionale finanziato dal PNRR, e Lab Sardegna è la sede dove noi svolgeremo in tutta la Sardegna 28 percorsi formativi di tipo laboratoriale per far incontrare il mondo della cultura, degli operatori che si occupano dei beni culturali, col mondo del digitale e delle nuove tecnologie. Dei corsi gratuiti tenuti da professionisti del settore, non sono, quindi amministrazioni, cultura e tradizione che si fondono insieme.
Sì, appunto questo l'obiettivo è proprio quello di farla mettere insieme questi due mondi, quello del digitale con il mondo del culturale, per una migliore fruibilità, accessibilità e conservazione degli stessi beni culturali, ma soprattutto affinché comunque ci sia un maggior sviluppo e conoscenza di tutti quelli che sono i siti in Sardegna, ma soprattutto anche con una modalità diversa di rapporto e di relazione col pubblico. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Nel fine settimana a Cagliari l'onorevole Michele Cossa è stato nominato all'unanimità alla presidenza dell'Associazione Ex Parlamentari della Sardegna. L'associazione nasce nel 1969 con l'intento di affermare l'esigenza profondamente sentita di una continuità di testimonianze e di presenza anche dopo il termine del mandato elettorale. 56 anni fa fu deciso che avrebbero potuto far parte dell'associazione, oltre che agli ex parlamentari della Repubblica di Camera e Senato, anche i membri della Consulta Nazionale e i deputati dell'Assemblea Costituente, ed oggi vi sono ammessi anche i membri del Parlamento e del Consiglio Europeo. Fin dall'inizio si riconobbero per lo sviluppo dell'associazione la fondamentale importanza e la necessità che ad essa aderissero gli ex parlamentari di tutti i gruppi e di tutti i partiti politici. Obiettivo comune e primario dei soci è la difesa della Costituzione della Repubblica. Le finalità e gli scopi sono regolati dallo statuto che recita: l'associazione non ha fini di lucro. Si propone di mantenere vivo ed operante il vincolo che al di sopra di ogni divergenza politica strinse i parlamentari durante l'esercizio del loro mandato, di esaltare la funzione del Parlamento e dei suoi componenti mediante convegni, conferenze, pubblicazioni, pareri ed ordini del giorno su temi di interesse generale, contribuire alla conoscenza della Costituzione della Repubblica e alla difesa e attuazione dei suoi principi.
tutelare il ruolo e la dignità degli ex parlamentari assicurando nel tempo il rispetto e la valorizzazione della loro esperienza, instaurare rapporti con similari associazioni italiane ed estere ed organismi europei e internazionali, dare assistenza ai colleghi nei loro rapporti con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali, tutelare gli interessi derivanti dall'esercizio e dalla cessazione della loro carica parlamentare. Tra le finalità dell'associazione ci sono anche la difesa dello status, dei diritti e degli interessi degli ex parlamentari e la loro assistenza e tutela di una categoria che ha lavorato per la crescita culturale, economica e sociale del Paese. È radicata nel territorio mediante coordinamenti regionali che promuovono e sviluppano iniziative culturali ed autonome in collaborazione con l'Associazione degli ex consiglieri regionali e con le istituzioni politico-culturali locali. L'impegno politico-culturale trova applicazione in tutte le attività che l'associazione promuove e fa proprie. In questo contesto essa nutre l'ambizione di costituire una risorsa ponendo l'esperienza maturata al servizio di tutte le istituzioni democratiche e si riconosce nel principio che la democrazia è forte ove il Parlamento è forte. Vuole in conseguenza essere un'istanza di sereno confronto ed una sede di riflessione su grandi temi civili per il progredire della vita del Paese. Il distacco inevitabile dalle vicende politiche e partitiche fa sì che l'associazione possa essere la sede di un confronto costruttivo e sereno. Lo studio e la ricerca mirano a raggiungere una più approfondita conoscenza del problema e delle eventuali soluzioni da adottare per risolverlo. La maggiore manifestazione di tale attività si esplica nel rendere partecipi e nel coinvolgere i rappresentanti politici oggi in carica, i rappresentanti delle istituzioni e tramite l'informazione attraverso i mass media e la pubblica opinione. L'associazione italiana è tra le fondatrici dell'Associazione Europea delle Consorelle Europee che ha sede a Parigi e a Bruxelles. Aderiscono ad oggi 13 associazioni nazionali, il cui bureau ha sede a Parigi. Recentemente ha stabilito un rapporto organico con l'Associazione degli ex parlamentari europei. Una giornata di incontro fra ex parlamentari non solo per il nuovo direttivo ma anche per incontrarsi sull'attualità. Io credo che chi ha in qualche modo servito le istituzioni abbia il dovere di continuare la sua testa a farlo e quindi di mettere, se qualcosa ha ancora in esperienza, in conoscenza dei problemi, in capacità di trovare soluzioni, di metterla a disposizione della propria comunità. Quindi questo è un tentativo che va in quella direzione, è doveroso essere disponibili e dedicarci il proprio tempo. La politica cambia ed è una politica che è in metamorfosi, no? Da generazione in generazione, però il vostro focus non è solo quello tradizionale, ma è quello della vecchia guardia, possiamo dire così? Ma io credo che non bisogna mai avere né nostalgia del passato né riflessioni da vecchia guardia. Quello che ci si aspetta da chiunque di noi è che dia il massimo di ciò che può fare per la propria comunità nel presente con lo sguardo rivolto verso il futuro. Le nomine, ma è un momento importante anche per il contesto italiano e regionale sardo. Per adesso limitiamoci a quello che è stabilire chi sono i nostri rappresentanti a Roma, in modo da avere una continuità tra chi è stato eletto al Senato o alla Camera e l'attuale posizione Senato e Camera. Per cui ascoltare e poi parlare, questa è la cosa importante. Ci sono temi di non scarsa rilevanza e anche su questi penso che una voce di chi ha avuto l'esperienza nella Camera o al Senato possa essere interessante. Un politico lo è stato, lo è e rimane per sempre, voi ne siete la dimostrazione? Lo sono stato sicuramente, anche dal punto di vista amministrativo come sindaco di Cagliari. Il fatto che sia appassionato alla politica è una cosa scontata, che voglia parlarne di politica qualche volta un pochettino meno. È un mondo per incontrarsi e discutere dell'attività politica, istituzionale, organizzativa di un'associazione che è nata proprio non tanto per le cose che a volte vengono artatamente dette,
per il vitalizio cosiddetto che molti criticano. Soprattutto la nostra associazione si occupa della salvaguardia, della tutela del Parlamento, delle istituzioni, della nostra Costituzione, che è una delle più belle di quelle di tutta l'Europa. Siamo qui come Presidenza nazionale proprio per mettere il sigillo su un'attività che già è stata intrapresa dall'onorevole Michele Cossa e che oggi si articola sul piano statutario organizzativo con la costituzione del coordinamento, del coordinatore e dei suoi collaboratori. Noi svolgiamo a livello nazionale e anche europeo questa importante attività di tutela delle istituzioni democratiche e lo vogliamo fare anche in Sardegna, che è stata anche in passato rappresentata egregiamente e che da un certo periodo di tempo dopo il Covid si era un poco arrestata. Intanto è importante l'esperienza, non disperdere l'esperienza. Ci sono qui presenti tanti colleghi che hanno svolto il loro ruolo sia alla Camera che al Senato per più legislature, quindi hanno maturato una grandissima esperienza e sono anche la mente storica di quanto è stato fatto e non è stato fatto per la Sardegna. Quindi io credo che sia opportuno che ci mettiamo a disposizione della politica sarda per poterci confrontare, per trasferire la nostra esperienza senza chiedere nient'altro in cambio, se non il piacere di di essere utile ai sardi e alla Sardegna. Credo che sia un momento importante anche per la Sardegna. Ci costituiamo il gruppo dei parlamentari, anzi ricostruiamo, con un progetto molto ambizioso, non è semplicemente un dopolavoro, non è una sinecura, non siamo gli ex che sono nostalgici e guardano al passato e rimangono ancorati al passato, ma guardano al futuro e credo che oggi ci sia bisogno dell'esperienza, delle risorse accumulate in questi anni da parte dei parlamentari, diciamo, quando c'era la politica, quando c'era un Parlamento, quando c'erano le istituzioni che davano senso e vivacità alle tesi contrapposte, alle idee. Perciò noi vogliamo mettere a disposizione questa esperienza, questo giacimento culturale e politico, anche per aprire un progetto importante dove ovviamente chi è stato parlamentare non depone le armi, ma fa fruttare il suo cervello, la sua esperienza, le sue idee, la sua passione, il suo cuore. E credo che oggi ci sia tanto bisogno di passione e di volontà e soprattutto c'è bisogno di tante idee e di tante energie da mettere in atto. La crisi della partecipazione, del coinvolgimento dei cittadini e l'istituzione della rappresentanza democratica va in difficoltà, va in affanno, certamente va in affanno il processo di conquista civile, ma soprattutto di elevazione culturale. La cultura non si conquista oppure non si crea un'istruzione, tra virgolette, attraverso i libri, attraverso l'esperienza. Cioè, l'assenza dei partiti è veramente un fatto estremamente negativo. Io ho avuto la mia formazione non soltanto studiando, ma vivendo con gli altri, costruendo con gli altri, con le difficoltà, fra le luci e fra le ombre, perché anche il passato è stato pieno di ombre, ma c'erano le luci. Qui io vedo molte ombre e scarse luci. Io, nella mia esperienza, che è lunghissima, di parlamentare, ho fatto 10 anni di governo, ho fatto il viceministro alla fine, con delle responsabilità politiche, e c'era una soddisfazione di fare, c'era la passione. Credo che qui manca la passione. E quando la gente non partecipa, non è coinvolta, viene meno la passione e la fede. E se un paese non ha fede, non ci sono ideali, non ci sono valori da coltivare, veramente credo che sia tutto un vuoto e una prospettiva molto nebulosa, molto incerta e preoccupante.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo in chiusura di trasmissione. Una puntata che abbiamo aperto parlando del varo della riforma sanitaria e dell'impegno da ieri in commissione, in Consiglio regionale, per quel che riguarda il via libera alla finanziaria 2025. Adesso ci occupiamo dell'ultimo report della CNA. Siamo nell'ufficio regionale con il segretario Porcu. Numeri che non possono che essere definiti preoccupanti. C'è un crollo da voi verificato e pubblicato che riguarda il 48% negli ultimi 12 mesi. Sì, 2024 segnaliamo una contrazione che da un punto di vista del volume dei lavori appaltati è in quella percentuale. C'è un lieve incremento in termini numerici del 2%, però il dato significativo è quello che lei ricordava. Sono stati mandati in gara quasi 1,3 miliardi, ma il 2023 i lavori appaltati erano nell'ordine di 2,4 miliardi. C'è da dire anche, e lo riportiamo nel nostro report, che il crollo è tutto da addebitare alle condizioni davvero di eccezionalità che l'anno scorso hanno portato a quel risultato. Nel 2023 contribuirono davvero tutte le stazioni appaltanti impegnate a non disperdere le risorse del PNRR. Quindi nel 2024 il mercato torna a una condizione, chiamiamola fisiologica, di normalità, e ci attestiamo su valori che sono appena più alti di quelli pre-pandemici del 2018-2019.
Aumentano i piccoli lavori, quelli al di sotto dei 150.000 euro, e a questo punto sono anche quelli che interessano le aziende più piccole. Sì, diciamo che segnaliamo anche questo dato. Nel corso del 2022 e del 2023 c'era stata un'accentuazione della polarizzazione che aveva visto una concentrazione delle maxi gare. Nel 2024 non abbiamo neppure una gara che supera i 100 milioni di euro. Dobbiamo segnalare che nella fascia al di sotto del milione di euro c'è una crescita, diciamo, significativa. Questa tipologia di lavori nel 2024 rappresenta il 13-14% della fetta totale, nel 2023 era appena al 6%. Quindi una condizione di mercato dove c'è un equilibrio diverso sui piccoli lavori, anche se da un punto di vista complessivo questo è un dato che riflette soprattutto la decurtazione del mercato, non tanto l'incremento dei lavori di piccola entità che rimangono oggettivamente, diciamo, gli stessi. Ecco, voi siete stati molto dettagliati nel racconto di quanto è successo. Vediamo che tra luglio e dicembre del 2022 c'è una super gara di Infratel per la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni che è di 356 milioni. Si segnala anche il bando di gara dell'Arst per il collegamento ferroviario dal centro di Alghero a Sassari e all'aeroporto. Sì, quando ovviamente si verificano annate eccezionali con un volume dei lavori così alto come è stato quello nel 2023, il dato ovviamente è legato al fatto, all'eccezionalità di queste maxi gare che di fatto sono venute a mancare nel 2024. Il resto della tipologia dei lavori si è mossa su un ordine che è quello con un trend che ovviamente ha avuto un suo picchio nel 2023 grazie ai lavori del PNRR. Siamo entrati in una dinamica del mercato che è tutto sommato fisiologica e ordinaria. Ovviamente parliamo di appalti, di lavori, di gara, ma questi lavori dovranno essere tutti realizzati, sono in corso d'opera, quindi ci attendiamo comunque per i prossimi anni un volume di lavori che rimane comunque significativamente elevato e tale ovviamente da fornire un certo livello, diciamo, di attività. Da un punto di vista ovviamente della prospettiva poi non mancano le preoccupazioni, ma queste vengono ovviamente da elementi di natura diversa. Ecco. Avete anche classifica di chi promuove gli appalti, primo posto assoluto dei comuni sardi, poi le province, le aziende speciali e le regioni. I comuni sono in assoluto ovviamente i soggetti appaltanti che più contribuiscono soprattutto da un punto di vista numerico e quelli che ovviamente mandano in gara gli appalti che sono più a misura del sistema produttivo isolano e delle piccole imprese. Poi ovviamente le maxi gare abbiamo le amministrazioni centrali, l'ANAS e le ferrovie sono i soggetti che mandano in gara gli importi più elevati. La spesa dei comuni tradizionalmente è quella che più si confà alla dimensione delle imprese sarde. Da ieri si ritorna al lavoro sulla finanziaria. Siamo al terzo mese di esercizio provvisorio. Fino a che punto vi sta preoccupando questo ritardo? Molto. Ci preoccupa tantissimo è il fatto che la finanziaria, quindi la legge di stabilità, ancora una volta venga esaminata e poi approvata con questo ritardo è davvero una iattura per il sistema economico e quindi, ma non solo per il sistema delle imprese, ma anche ovviamente per i cittadini. Questo è un dato purtroppo sottovalutato, ma sta diventando, come dire, fisiologico. Siamo di fronte a una patologia del sistema. I ritardi di approvazione di questa manovra si susseguono e vengono dopo i 4 anni precedenti dove le manovre finanziarie analogamente sono state approvate sempre in corso d'anno. Questo soprattutto per una regione come la nostra che ha visto nel corso di questi anni produrre
avanzi di amministrazione e di cassa miliardari significa approvare la manovra ad aprile, significa che noi facciamo arrivare col contagocce le risorse che pure abbiamo nel cassetto alle imprese e ai cittadini, e questo non è tollerabile. E tra l'altro noi è un tema che rilanceremo anche nel corso dell'audizione e lo facciamo anche insieme, per esempio alla Corte dei Conti, che tutti gli anni segnala che questo andazzo ovviamente toglie senso alle politiche di programmazione, e i bilanci che vengono di fatto approvati così in ritardo, con tutte le manovre di assestamento che si susseguono, ovviamente sono un elemento di disordine contabile e che ovviamente non è in grado di assicurare nessuna efficacia alla spesa pubblica. Conoscete già qual è il calendario del vostro incontro in commissione? No, non lo conosciamo, credo che ci verrà proposto in queste ore. Conosciamo alcuni elementi di anticipazione perché è stata resa pubblica nel sito della Regione e possiamo dire che siamo preoccupati in quanto su alcuni asset la dotazione per esempio di alcune poste che riguardano il comparto dell'artigianato non sono adeguate. Il riferimento è alla legge 949, che è lo strumento principe di sostegno agli investimenti del comparto artigiano. Ricordiamo al telespettatore qual è il tema del 949. Beh, è una legge che consente di sostenere gli investimenti delle imprese, lo fa con una intensità di aiuto, il conto capitale nell'ordine del 40%, e quindi sostiene tutti gli investimenti che riguardano i macchinari, gli immobili e quant'altro. E nel corso di questi anni le dotazioni non erano quelle che ci ritroviamo, questo oggettivamente bisogna dirlo. Ci auguriamo che rispetto alle promesse che sono state fatte in corso d'anno ci sia un'integrazione della dotazione, così da consentire alle imprese di mantenere alto il volume degli investimenti, e questo significa non deprimere ovviamente l'economia, perché rimangono eccezionalmente elevati i tassi, quindi sia per quanto riguarda ovviamente gli investimenti, sia per quanto riguarda la possibilità di richiedere sostegno al circolante. Non a caso noi presenteremo anche in questa manovra alcune proposte che mirano a creare delle condizioni che consentano ovviamente di far affluire le risorse soprattutto alle piccole imprese. Una è l'istituzione di un fondo rotativo di piccolo credito, e questo consentirebbe appunto la liquidità aziendale di poter ovviamente gestire l'attività imprenditoriale. L'altro è la creazione dell'istituzione di una filiale che riguarda il Medio Credito Centrale, la sezione regionale. Noi sappiamo che dal 2025 è ridotto l'intervento dello Stato, la garanzia che lo Stato forniva fino all'80%, che nel corso del periodo pandemico ha consentito alle imprese di ottenere accesso al credito, è ridotta al 50%, con un investimento pubblico nell'ordine di 2,5 milioni di euro la Regione potrebbe aggiungere, quindi accompagnare un 30% e riportare all'80% e anche al 90% in alcuni casi la garanzia pubblica. Questo consentirebbe ovviamente alle banche di poter fornire credito sufficiente. E poi rimangono gli altri elementi di difficoltà, che sono quelli che lei richiamava, il costo comunque dei materiali e ovviamente le criticità rappresentate dalla carenza di manodopera. Questo è il quadro, diciamo, generale, che poi ovviamente, se è andato da un punto di vista delle preoccupazioni che noi abbiamo, è andato amplificandosi con l'insediamento del Presidente degli Stati Uniti, che con le sue enunciazioni nel corso di queste ultime settimane ha di fatto terremotato il sistema delle relazioni internazionali e quindi ha peraltro aperto una guerra commerciale i cui esiti sono del tutto aperti. Ci auguriamo che ovviamente non si dia corso a quelli che sono gli enunciati, perché ovviamente ci ritroveremo in una situazione davvero molto preoccupante. Oltre a questo, poi, da un punto di vista dell'economia,
la preoccupazione è legata anche ai processi che sono in corso. Sempre Trump ha fatto venir meno l'ombrello in termini di sicurezza rappresentato dalla NATO, e questi processi di riarmo che sono in corso e di cui si parla, bisogna vedere gli effetti che avranno sull'economia e di che entità saranno gli investimenti che verranno meno decurtati ai settori economici. Lo vedremo ovviamente in queste settimane, ma lo scenario è davvero preoccupante. E siamo alla volata finale. Porcu, cerchiamo di fare, prima che partano i titoli di coda, una valutazione dei primi 12 mesi di lavoro dell'esecutivo Todde. Ma diciamo che questo primo anno ci sono stati tutta una serie di elementi che possono essere visti come dire attenuanti rispetto all'azione del governo. È passato un anno, abbiamo già detto, sulla finanziaria. È vero che c'è stata la necessità di avviare a fine anno una manovra di assestamento, però è passato un anno, ormai anche da un punto di vista temporale sono caduti tutti gli elementi di scusante, quindi noi ci auguriamo che davvero ci sia un cambio di passo con l'approvazione di questa finanziaria e che ovviamente si dia corso a tutti quegli elementi che sono stati posti in campagna elettorale, tutti gli strumenti che sono stati indicati nei vari processi, diciamo, legislativi, nel piano regionale di sviluppo e ancora ovviamente nelle intenzioni che sia la Presidente della Regione che l'assessore alla programmazione dell'artigianato hanno detto di voler mettere in campo. Per quanto riguarda il comparto dell'artigianato ci sono interventi significativi di tutela, di valorizzazione dei comparti, della piccola impresa, interventi sulla formazione, sulla qualificazione del capitale umano, l'istituzione dell'isola, appunto la tutela dell'artigianato artistico e poi ci aspettiamo che già nel corso di questa manovra finanziaria si dia risposte a quel problema critico che riguarda l'energia e il caro bolletta, con la proposta che noi abbiamo fatto appunto della promozione dell'autoproduzione, dell'autoconsumo con il sostegno alle imprese che vanno a ubicare sui capannoni impianti fotovoltaici e quindi delle rinnovabili. Sotto questo profilo state aspettando che venga concretizzato questo tipo di discorso, perché si è parlato di riforma sanitaria, di finanziaria ed è stato accantonato, messo da parte questo discorso. Conclusione: la prossima settimana la Consulta decide sulla decadenza del Presidente della Regione. Siete preoccupati? In questa fase sì, è evidente, noi non abbiamo bisogno di terremotare il sistema rispetto ovviamente alle necessità che abbiamo di dar corso, oltre all'approvazione della finanziaria, anche alla spesa delle risorse. Quindi ci auguriamo di poter avere nei prossimi mesi un quadro da un punto di vista politico di stabilità che consenta di utilizzare le risorse ingenti che abbiamo diversamente per il nostro sistema economico, con gli elementi che abbiamo richiamato di incertezza del quadro geopolitico. Sarebbe davvero una iattura. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.